Bene, nella musica leggera ci sono dei personaggi, dei cantanti, che pur avendo venduto milioni di copie di dischi, non sono mai entrati nella hit parade, perché fanno parte di un circuito musicale che è diverso da quello classico, da quello ufficiale. E questa è una cosa che a noi di un certo tipo di musica porta un certo rammarico. E va bene. Detto questo, comunque, una parte della, diciamo così, della musica leggera che si esegue in sala da ballo la prende la canzone napoletana. Infatti nel repertorio di ogni orchestra ci sono brani cantati in napoletano. Naturalmente noi che non siamo abituati a cantare in napoletano non diamo il giusto accento alla cosa. Allora io ho voluto invitare qui stasera uno dei più grossi esponenti di questo mercato della canzone napoletana, che è conosciuto nel settore, molto conosciuto nel settore, e lo voglio invitare qui. Si chiama Enzo Gioia. Eccolo qua. Ci baciamo perché siamo pure paesani, va bene. Detto questo, l'altra sera ci siamo ritrovati in un locale, di cui poi dirò il nome, e Enzo ha sentito una mia canzone, una canzone che voi conoscete tutti. Ha voluto farmi il piacere e l'onore di tradurre, cioè di cambiare le parole della canzone da italiane in napoletane, che sono anche italiane, però in dialetto napoletano. È venuta fuori una cosa veramente carina. Il brano in italiano si chiama Vattene via e in napoletano ha preso il nome di Vattene va. Amore non ci sta più è distrutta la vita mia per andartene con lui non te voglio più vedere.
Vuoi vedere che sta cosa funziona veramente? Allora lo facciamo questo CD insieme? Sì, naturalmente io volevo anche ringraziare colui che ci ha aiutato così a cambiare il testo. Un applauso per Salvatore Peruso, naturalmente. Produttore di questo brano, di questo CD che uscirà, credo che fra 2 mesi. Anche un grazie a Ido Puma per avermelo prodotto così. Grazie applauso. Te lo meriti, grazie. A presto.